Buongiorno a tutti e benvenuti a questa Pozzolandia Live. Sappiamo che Pozzolandia vi è mancata negli anni scorsi, ma non vi preoccupate perché le associazioni si sono rimboccate le maniche e hanno realizzato un qualcosa per voi. Le associazioni infatti hanno creato un progetto dedicato all'intera comunità di Pozzuolo. Pozzolandia inizia oggi, ma proseguirà anche nei prossimi mesi e voi potrete consultare questi eventi e questi incontri sul sito di Pozzolandia www.pozzolandia.it per rimanere aggiornati su tutto. Anche se Pozzolandia è diversa dal solito, non possono mancare alcune tradizioni della manifestazione, per cui vi lascio all'introduzione musicale della Filarmonica di Pozzuolo e ai balli di gruppo a cura della scuola di infanzia di Terenzano. Quindi bambini, se ci siete, alzatevi e ballate insieme alle maestre. Buon divertimento e a dopo! Un saluto grande dalla Filarmonica di Pozzuolo del Friuli e buona Pozzuolandia a tutti! Ciao a tutti ragazzi, che bello, vedo che siete tantissimi qua insieme a noi. Ebbene, come ogni anno a Pozzuolandia tocca a noi, tocca alla scuola dell'infanzia di Terenzano con la nostra baby dance. La maestra Francesca, la maestra Luisa, la maestra Raffaella, Karin e Cecilia sono pronte a farvi scatenare. E come facciamo a scuola? Cominceremo a riscaldare i nostri attrezzi. Pronti? Partenza, via!
Gli atleti scendono in campo per la gara. Pronti per le posizioni di riscaldamento. Gonfia muscoli. Sgranchia ossa. Streccia braccia. Sciogli gambe. Pronti? Partenza? Via! Salita. Discesa. Salita. Discesa. Salita. Discesa. Salta. Schiva. Salta. Schiva. In punta di piedi. Sudore. Tennis. Basket. Tiro libero. Karate. Colpisci. 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 No. Starnuto. Salute. Colpisci. Ti sei fatto male? Non piangere. Corri. Corda. Corri. Corda. Corri. Palleggi. Corri. Palleggi. Tiro 1. Tiro 2. Tiro 3. Gol! Bravo! Passa al livello 2. Gli atleti scendono in campo per la gara. Pronti per le posizioni di riscaldamento. Gonfia muscoli. Sgranchia ossa. Streccia braccia. Sciogli gambe. Pronti? Partenza? Via! Salita. Discesa. Salita. Discesa. Salita. Discesa. Salta. Schiva. Salta. Schiva. In punta di piedi. Sudore. Tennis. Basket. Tiro libero. Karate. Colpisci. 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 No. Starnuto. Salute. Colpisci. Ti sei fatto male? Non piangere. Corri. Corda. Corri. Corda. Corri. Palleggi. Corri. Palleggi. Tiro 1. Tiro 2. Tiro 3. Gol! Bravissimo! Passa al livello 3. Gli atleti scendono in campo per la gara. Pronti per le posizioni di riscaldamento. Gonfia muscoli. Sgranchia ossa. Streccia braccia. Sciogli gambe. Pronti? Partenza? Via! Salita. Discesa. Salita. Discesa. Salita. Discesa. Salta. Schiva. Salta. Schiva. In punta di piedi. Sudore. Tennis. Basket.
Forte! Colpisci! Ti sei fatto male? Non piangere! Corri! Corda! Corri! Corda! Corri! Palleggi! Corri! Palleggi! Tiro 1! Tiro 2! Tiro 3! Go! Sei un vero campione! Game over! Siamo caldi adesso, caldissimissimi! Pronti per il prossimo ballo? Eccolo il nostro burattino! Voglio costruire un burattino, ma che sia speciale, che cammini e sappia parlare. Voglio che assomigli ad un bambino, ci penso su un pochino, perché non so come fare. Lo picchio col martello, guarda com'è bello. Mani, piedi, gambe, braccia, occhi, naso e bocca sulla faccia. Guarda che carino, balla il burattino, balla insieme a lui. Pancia, schiena, collo, testa, canta e balla e sembra sempre festa. Muove il sederino, balla il burattino e balla insieme a lui. Ma che naso lungo al burattino, ora che lo guardo mi sa che è molto bugiardo. Sì, vabbè lo so, non è perfetto, ma se mi ci metto forse riuscirò a migliorarlo. Lo assottiglio con la pialla, e guarda come balla. Mani, piedi, gambe, braccia, occhi, naso e bocca sulla faccia. Guarda che carino, balla il burattino, balla insieme a lui. Pancia, schiena, collo, testa, canta e balla e sembra sempre festa. Muove il sederino, balla il burattino e balla insieme a lui. Ma com'è monello il burattino, è disobbediente e non mi ascolta per niente. Certo che è simpatico e scattante, molto divertente, ma fa un rumore assordante. Lo liscio con la raspa, guarda come casca. Mani, piedi, gambe, braccia, occhi, naso e bocca sulla faccia. Guarda che carino, balla il burattino e balla insieme a lui. Pancia, schiena, collo, testa, canta e balla e sembra sempre festa. Muove il sederino, balla il burattino e balla insieme a lui. Muove il sederino, balla il burattino e balla insieme a lui. Dai, muovi il sederino, balla il burattino e balla insieme a lui. Bentornati nel nostro studio di Pozzolandia. Come di consueto, per introdurre questo grande evento abbiamo invitato alcuni ospiti, come abbiamo Rossano Cattivello, presidente della Proloco di Pozzuolo del Friuli, e Elena Venturini, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli. Lascio a voi la parola. Buongiorno a tutti, come vedete dalla mia maglietta cerchiamo di riprendere da dove ci siamo lasciati. Dove ci siamo lasciati prima di un evento che ha stravolto le nostre vite, e cerchiamo di ripartire con un'edizione molto particolare di Pozzolandia. Come avrete avuto modo già di capire, è un'edizione particolare, ancora parzialmente digitale, ancora parzialmente da remoto, ma che punta dritto a un evento anche in presenza nel mese di settembre. Perché? Perché la grande sfida oggi che abbiamo tutti noi, e Pozzolandia in particolare, ma tutta la nostra comunità, è quella di superare un letargo sociale che si è instaurato in oltre un anno dalla pandemia.
le nostre abitudini sono state cambiate radicalmente, i rapporti sociali tra le persone, addirittura tra le famiglie, sono stati stravolti. Ecco, tutto questo dobbiamo cercare di lasciarlo al passato. Dobbiamo riprendere il gusto, il piacere, la voglia, il desiderio, la fantasia di fare qualche cosa assieme per la comunità, assieme alla comunità. Pozzolandia è questo, è stato in tutte le edizioni questo, è stato un modo per mettere assieme varie generazioni, per mettere al centro sì i bambini, ma perché per crescere un bambino ci vuole un villaggio, l'abbiamo sempre detto, e quindi andiamo avanti su questa strada. Nei prossimi mesi ci attendono importanti sfide, proprio per avviare un percorso di riabilitazione ai rapporti sociali, all'attività di volontariato e al senso di comunità. È una sfida non facile, sarà complicata perché certe abitudini ce le porteremo avanti per diverso tempo, anche a livello di distanziamento sociale non è ancora terminato nulla, però è una sfida che dobbiamo fare in maniera da ridare quella vitalità alle nostre comunità che è il sale della qualità della vita che abbiamo voluto costruire in tutti questi anni. Quindi Pozzolandia è un inizio, è un nuovo inizio. La porteremo avanti con grande passione, lo faremo ancora nelle modalità particolari che le esigenze sanitarie ci impongono, ma noi guardiamo avanti. Questo lo deve fare Pozzolandia, ma lo devono fare tutte le altre associazioni. So già che tante sono riuscite a mantenere dei contatti con i propri associati o il proprio pubblico di riferimento, altre hanno dovuto sospendere in maniera molto più pesante le proprie attività. Ecco, cerchiamo tutti di darci una mano, cerchiamo tutti di partecipare a quello che si fa in paese, in maniera che, superato anche un 2021, nel 2022 cercheremo di tornare a una nuova normalità che non sarà come il passato, ma potrebbe essere ancora più interessante di quello che abbiamo lasciato prima. Quindi grazie a tutti quelli che hanno dato il proprio contributo a realizzare questa edizione di Pozzolandia. Vi auguro un piacevole proseguio di tutti gli appuntamenti che sono in programma. Grazie a tutti quelli che sono stati coinvolti, sono stati intervistati, i terzi gradi che hanno subito, i quiz che hanno subito, vedrete che saranno molto divertenti, e lascio la parola a dirigente scolastica. Grazie, buongiorno a tutti e un ringraziamento per avermi invitata a portare il saluto per questo evento così importante per il territorio. Io porto il saluto in rappresentanza di tutte le nostre scuole, la scuola di Terenzano dell'infanzia, la scuola primaria di Pozzuolo e la scuola secondaria di primo grado di Pozzuolo. Sono in rappresentanza di tutto il personale, dei docenti, dei collaboratori scolastici, degli amministrativi, ma soprattutto dei bambini e dei ragazzi che sono il cuore del nostro territorio. Pozzolandia rappresenta una festa che festeggia la sinergia tra le istituzioni, la scuola, le associazioni culturali, le associazioni per le politiche giovanili, il volontariato che tanto hanno da insegnare e da dare ai nostri ragazzi. Quindi è una festa che per il territorio e quindi per la scuola è importantissima. Io non l'ho ancora mai incontrata, sono dirigente scolastico di questo istituto dall'anno scorso e l'anno scorso se l'è portata via la pandemia, la festa di Pozzolandia. Ma ho potuto vedere le risorse, l'ho già detto in altre occasioni, i potenti mezzi di Pozzuolo, sia in termini soprattutto di risorse umane che di tecnologie, che sono riuscite a mantenere viva questa sinergia nel territorio e a realizzare, un esempio, questa edizione speciale di Pozzolandia online. Mi auguro il prossimo anno di portare i saluti in presenza, alla festa di Pozzolandia in presenza, di poter incontrare l'edizione in presenza di Pozzolandia, e per ora vi auguro uno splendido inizio per questa edizione. Ringraziamo ancora per il vostro intervento che ci avete dato. Non mi rimane altro che augurare buon divertimento. Grazie a voi ancora per l'invito e un saluto speciale ai bambini e ai ragazzi di Pozzuolo. Qui con noi abbiamo anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli, abbiamo gli assessori Denis Greatti e Francesca Scalone, benvenuti. Buongiorno. Lascerei la parola a Denis, prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie per questa opportunità che le associazioni ci danno.
In queste 2 stagioni 2020-2021 abbiamo provato, diciamo, sulla nostra pelle cosa significa non poter avere il supporto sociale che le associazioni ci danno nel nostro territorio, con tutte le manifestazioni, quindi il supporto delle manifestazioni volontarie che vengono fatte a sostegno della comunità. Abbiamo visto che peraltro, insomma, questa mancanza ha portato anche nelle famiglie o comunque in tutta la comunità un vuoto, e a maggior ragione ci siamo accorti che questo vuoto era, cioè quando facevamo queste feste, insomma, forse non ci eravamo accorti di quanto importante a livello sociale siano queste manifestazioni. Quindi il fatto di poterla riproporre in veste online, questa veste moderna che i supporti informatici ci hanno portato un po' a vivere in questo ultimo periodo, basti pensare a tutte le riunioni che facciamo, il fatto che utilizziamo moltissimo i device, ha permesso anche in questa occasione di poter trasformare l'edizione Pozzuolandia del 2021 in forma, diciamo, informatica, in forma non in presenza, ecco, con l'auspicio e con l'augurio che, se questa situazione pandemica va calando, insomma, si potrà fare la Pozzuolandia come l'abbiamo sempre fatta, con la presenza, con proprio la presenza fisica di tutte le persone, di tutta la comunità e delle associazioni stesse. Quindi grazie all'impegno che le associazioni mettono per farsi comunque vedere, per far vedere che sono presenti anche in una forma non consona, e questo, diciamo, è un pregio delle nostre associazioni che si sono prestate a fare questa cosa per far vedere appunto che possiamo trovarci, incontrarci anche sotto questo aspetto. Quindi io ringrazio tantissimo per l'impegno che è stato messo, per tutta questa, diciamo così, montatura che è stata fatta, perché insomma siamo qui e vediamo che l'impegno è veramente grande anche dal punto di vista delle attrezzature che sono state impiegate. Quindi da parte mia, da parte nostra, un grosso grazie, con l'augurio che presto si possa tornare a fare le cose come le facevamo un tempo, con la consapevolezza che il bene, insomma, della presenza è fondamentale, il bene, insomma, di guardarci negli occhi concretamente. Grazie. Ringrazio ancora Denise Greati e lascerei la parola all'assessore Francesca Scalon. Grazie per la parola. Beh, non posso che unirmi alle parole dell'assessore Greati, perché sicuramente questi 2 anni, diciamo questo anno abbondante, ci ha visti penalizzati sotto il profilo proprio delle relazioni umane e del calore che le associazioni del territorio ci danno. Io mi occupo un po' di più, diciamo, da vicino per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, quindi i bambini, i ragazzi e l'ambito socioassistenziale. Sono 2 settori molto, molto delicati in cui questa difficoltà di relazione che abbiamo dovuto in qualche maniera limitare purtroppo ha portato delle conseguenze, delle relazioni che fanno fatica a mantenersi salde nel tempo. I bambini hanno bisogno di giocare, di stare fra loro, e da questo punto di vista la scuola ha fatto un grandissimo sforzo, ma tutto il settore sociale, le relazioni, i rapporti, l'amicizia, la collaborazione a livello proprio associazionistico ha bisogno di avere questi momenti, per cui chiaramente ci si reinventa, ci si adatta alla situazione in corso. Un grande grazie veramente al progetto Giovani che si è messo a disposizione con energia, volontà, tecnologia e professionalità a supportarci in questo aspetto, nella programmazione proprio di tutte queste attività che fanno parte della Pozzuolandia Online, e ci auguriamo naturalmente che tutto questo ci permetta di ripartire con una marcia in più fra qualche mese. Grazie a tutti. Ringrazio ancora gli assessori Denise Greati e Francesca Scalon per aver accettato il nostro invito, e a voi vi lascio con un altro brano della Filarmonica di Pozzuolo e i balli di gruppo delle maestre della scuola dell'infanzia. Buon divertimento e a dopo.
il nostro amico Burattino, è ora del nostro amico Coniglietto. Solo che il nostro amico Coniglietto si chiama Rabbit e balla tutto in English. Pronti, Hey, Mr. Knickerbocker, bobbity bop. I feel so good with my bobbity bop. I put that beat right into my feet. Hey, Mr. Knickerbocker, bobbity bop. I feel so good with my bobbity bop. I put that beat right into my knees. Hey, Mr. Knickerbocker, bobbity bop. I feel so good with my bobbity bop. I put that beat right into my hips. Hey, Mr. Knickerbocker, bobbity bop. I feel so good with my bobbity bop. I put that beat right into my shoulders. Hey, Mr. Knickerbocker, bobbity bop. I feel so good with my bobbity bop. I put that beat right into my hands. Hey, Mr. Knickerbocker, bobbity bop. I feel so good with my bobbity bop. I put that beat right into my head. Hey, Mr. Knickerbocker, bobbity bop. I feel so good with my bobbity bop. I put that beat right into my whole body. Hey, Mr. Knickerbocker, bobbity bop. I feel so good with my bobbity bop. I think I'll stop. E ora è il momento della lavatrice più formidabile che esista al mondo. Le nostre mamme lo sanno, che quando si va a giocare in natura si arriva a casa coi calzini, i vestiti tutti macchiati, tutti sporchi, ma noi abbiamo questa super lavatrice che pulisce tutto! La Hawaiana, la nuova era del lavaggio. Ghiacciolo e gelato, terra ed erba, pennarello e tempera. Mamme, le macchie non cambiano mai, ma le lavatrici sì! La Hawaiana, la lavatrice che sceglie da sola il programma più adatto. Programma Afro, per lavaggi a 90 gradi. Programma Cina, stoffe e capi collolati. Lavatrice la Hawaiana, lei lava, tu balli. Programma Bronx, per macchie dure e impossibili. Programma Belgrado, per lavaggi a medie temperature. Lavatrice la Hawaiana, lei asciuga, tu balli. Programma Sud America, elimina ogni odore sgradevole. Programma New Delhi, per capi nuovi e delicati. Programma Disco, centrifuga a 120 giri al minuto. Programma Torero, per un'asciugatura perfetta senza molletta. Olè! Lavatrice la Hawaiana, lei stira, tu balli. Programma Afro, Cina, Bronx, Belgrado, Sud America, New Delhi, Disco,
Diana e tu balli. Bene ragazzi, spero vi siate divertiti. E ci vediamo a prestissimo. Ed eccoci tornati, spero tanto che vi siate divertiti bambini, ma Pozzolandia non è finita qua. Il gruppo animatori del progetto Giovani di Pozzuolo ha intervistato i volontari delle associazioni e delle scuole che partecipano quest'anno a Pozzolandia. Quindi dalle ore 11 fino al tramonto restate connessi sui nostri canali. Ora siamo live su Facebook e YouTube, quindi restate connessi e buona visione a tutti.